Buongiorno, buongiorno, anche oggi ci ritroviamo. Anche oggi vi auguro una buona giornata e una buona mattinata. E iniziamo subito perché è un momento importante anche oggi e lascio la parola a Giovanni Esposito. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati al Vittorio Veneto Film Festival. Grazie come sempre per la vostra partecipazione, per tutti i vostri like. Abbiamo quasi raggiunto quota 10.000 su Facebook, quindi io conto di raggiungere entro la settimana, quindi mi raccomando aiutateci a condividere. 12 film in concorso, 4 le categorie, 4 le vette da raggiungere grazie ai vostri voti. Oggi abbiamo con noi Ulisse Lendaro dell'Età Imperfetta che ci racconterà della sua esperienza cinematografica e del film affinché possa, come dire, darvi qualche spunto in più per scrivere le vostre fantastiche recensioni che vi ricordo ancora una volta dovete inviarci a scuole@vittoriofilmfestival.com per ricevere alla fine di questa tranche una piacevolissima sorpresa. Ma bando alle ciance, è con noi Ulisse. Buongiorno Ulisse. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie per avermi invitato e un saluto Grazie a a te per essere con tutti. noi. Hai visto che partenza sprint questa mattina? Siamo carichi di zuccheri. Sì, Tu hai perfetto, fatto ci colazione? vuole. Hai fatto una Come? bella colazione? Ottima, direi, ottima. Perfetto, ricordiamo sempre questa cosa, una sana colazione è lo sprint giusto per iniziare la giornata. Sì. Senti Ulisse, prima di parlare del film, ci racconti un po' quali sono state le tue esperienze? L'Età Imperfetta è la tua opera prima, giusto? Sì, infatti prima dell'età No? imperfetta io non ho mai fatto nulla, neanche un cortometraggio, nel senso che questo lo voglio dire ai ragazzi che ci guardano perché io non ho neanche fatto una scuola di cinema, se per quello ho fatto tutt'altro. Ho fatto tanta recitazione, quello sì, però come attore. Poi ho pensato di scrivere questa storia con lo sceneggiatore, con Cosimo Calamini, ne ho parlato con Rai Cinema e un pochino alla volta, negli anni, perché comunque in Italia, non dimentichiamolo, per fare un'opera prima, ma anche un'opera seconda, probabilmente da far uscire al cinema, insomma, mediamente ci vogliono 2, 3, 4, 5 anni, insomma, pure 10 a volte, però si può Come fare. diceva Caparezza per la musica, il secondo album è sempre il più difficile per un artista, nel nostro caso un secondo film è cosa ancora più ardua. Però sei avvolto dal cinema effettivamente, e sei l'unico, posso dirlo, sei l'unico che ha un minimo curato la scenografia per fare questa diretta, quindi Ah, grazie, grazie per questo, no, si vede il grazie a tocco voi. registico. Ecco, Però sì, parti no, in recitazione, hai anche una parte nell'età imperfetta e anche sì, nel suo, nel suo successivo corto, se non sbaglio. no, allora nel corto no, nel sequel dell'età No. imperfetta no, il sequel è una cosa molto divertente. Comunque, l'età imperfetta appunto è la mia prima opera come regista. Tu parlavi del sequel perché il sequel in realtà è stato pensato, scritto e realizzato con gli studenti all'interno di un progetto MUR-MIBACT ed è un cortometraggio che dura 8 minuti, che adesso è stato anche al Giffoni Film Festival, eccetera. Sì, io ho Benissimo, che salutiamo. Ah, no, voglio dire, però No, niente no, a che no, vedere con salutiamo. questo, voglio dire, cioè ci mancherebbe altro. Era un benevolo e pacifico saluto al Giffoni, ovviamente. Sì, E, no, però sì, una primissima opera, se non sbaglio, del 2017, e questo colgo sì. l'occasione per rimenzionare che quest'anno abbiamo volutamente deciso di mantenerci ampi nella selezione dei film, proprio per poter andare a raccogliere quelle che erano per noi le perle più rappresentative nel mercato internazionale suddivise per le categorie. E il tuo film, il vostro film, essendo ovviamente un lavoro corale, rappresentava, secondo noi, perfettamente, perdona il gioco di parole ovviamente involontario con il titolo del film, l'età della categoria che va a rappresentare. Questo perché? Sì. Perché tocca tutta una serie di aspetti che sono proprio
tipici di quell'età, dell'età della seconda fascia adolescenziale, che è proprio, no, prima di diventare quelli che gli anglosassoni definiscono young adults, è Ah. proprio quel limbo in cui può succedere di tutto. Nello Sì, specifico cosa accade? Ti ricordo che non sì, non sì. tutto il pubblico da casa ha ancora visto il film, quindi non spoileriamo troppo, cerchiamo di Ma, parlarne in ma grandi allora, linee. è una storia di passione, e in questo caso di passione per la danza, ma insomma, potrebbe essere la storia di una passione qualsiasi, che però questa passione si trasforma nell'arco del film in ossessione. E, è un dramma psicologico, e quando io ho iniziato a pensare a questa storia, mi chiedevano: ma perché un film sull'adolescenza? Teniamo presente che io, voglio dire, ho lasciato l'adolescenza decenni fa, non ho figli adolescenti, eppure volevo parlare dell'adolescenza al femminile, di una passione prettamente femminile come quella della danza classica sullo sfondo, calata in una realtà di provincia, quindi molto vicina a noi, quindi quella realtà in cui ancora, quando tu hai una passione, in qualche modo credi di potercela fare, e molti ce la fanno, però molti non ce la fanno. Ed è proprio quel passaggio, quindi non è solamente un passaggio di età, quindi dall'adolescenza all'età più adulta, ma è anche un passaggio dove i sogni non sempre si realizzano, e quindi a volte è proprio quello schiaffo della mancata realizzazione di un sogno che forse ti fa rendere conto che sei diventato adulto. Io mi ricordo i miei genitori, mia madre, che quando io recitavo alle scuole elementari, medie, più medie, perché avevo un problema di balbuzie, quindi recitavo, e recitando non balbettavo più. Ero alle superiori, recitavo: mamma, voglio fare l'attore. Ma sei bravissimo, farai l'attore, sei un grande, fai l'attore. A 17 anni, ma allora hai smesso di giocare, di fare l'attore, e hai pensato a un lavoro per il tuo futuro? Cioè, voglio dire, spesso anche i nostri genitori, magari tu fai giochi a pallone, pensano che sei un grande dopo ti dicono: no, ma un attimo, guarda che fino a ieri noi abbiamo scherzato, adesso ti devi trovare una professione vera. Quindi non è sempre il ragazzo, il ragazzino, c'è anche una componente un po' familiare. No, beh, però adesso questo, al di fuori di quella che è stata la tua singolare esperienza, la tua carriera, però possiamo spezzare una lancia a tutti, a favore di tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere la carriera di attore, e che, ragazzi, è a tutti gli effetti una super professione. Basta, come recitando tutte le precedenti interviste, basta mettersi con la testa. È un lavoro duro, bisogna studiare tanto, ma a tutti gli effetti è una professione. Quindi, Devono farlo, non devono mollare mai, devono intraprendere, e anzi andare anche contro, proprio io, voglio dire, mia moglie fa l'attrice di professione, Anna, e io vedo quanto è difficoltoso per lei prepararsi ogni volta per stare su un set, e Anna lavora anche con dei ragazzini a volte nelle fiction, e ha sempre sconsigliato a nostra figlia Ginevra, che tra l'altro in questo film fa una piccola parte, di stare sui set, perché dice: guarda, è veramente in questo momento sei troppo giovane, ed è veramente molto faticoso, perché è un lavoro vero e proprio a tutti gli effetti, perché in quell'età lì non puoi sottovalutare, non puoi lasciare da parte lo studio, e quindi comunque, a parte stare 8, 10, 12 ore sul set, devi anche privatamente recuperare, stare al passo con le lezioni della scuola media o superiore. giustissimo, No, perfetto, guarda, grazie di averlo ribadito, e ne approfitto solo per dire, brava mamma, bravissima Anna Valle come attrice, carriera stupenda, bravissima anche nell'età imperfetta, e abbiamo la direttrice del festival, Elisa Marchesini. Buongiorno Ulisse, Ciao, piacere di buongiorno. conoscerti, e insomma, mi ha emozionato il film, quindi un po' perché da piccina, come tutte le bambine, danzavano, e quindi in qualche modo c'è stato questo ritrovarmi per alcuni versi anche nella difficoltà. Ma mi piaceva questo discorso sull'attore,
poi parleremo del film, ma tante volte nel nostro ambiente si dice, sì, però i bambini e i ragazzini americani sono bravissimi, mentre i nostri italiani hanno molta più difficoltà nel gestire l'aspetto attoriale all'interno appunto dei film. Nel tuo caso e nel tuo film, di fatto invece la tua direzione è stata perfetta e i ragazzi che sono ragazzi giovani hanno ben interpretato la parte dei loro personaggi. Quindi alle volte si dice sì, gli americani sono più bravi, noi siamo meno. Guarda, io ho avuto varie discussioni con Rai Cinema, che è stata partner di questo progetto, e con Paolo Del Brocco, che mi diceva: ma sei sicuro di prendere attrici e attori che non hanno una grande esperienza? Perché dice, tu non hai esperienza come regista, chiami delle attrici giovani. Dico sì, perché è l'unica cosa che mi sento veramente in grado di fare è di dirigere gli attori. Cioè, venendo dal teatro, e questo è una cosa che voglio dire a tutti i ragazzi che ci guardano, cioè teatro e cinema sono due stanze comunicanti, hai esattamente la sensazione di come dirigere gli attori. Non è importante saper mettere la macchina da presa, non voglio dire che non sia è importante, ma spesso i registi si focalizzano sul tipo di inquadratura. Per quello ci sono gli operatori, ci sono i direttori della fotografia, ci sono un sacco di altre maestranze sul set e ognuno deve fare il suo. Ma il director, quindi il regista, è colui che dirige gli attori e che li mette all'interno di uno spazio, in questo caso di un'inquadratura, e che li fa interagire e muovere. Io è questo che ho sempre cercato di spiegare sia durante i miei spettacoli teatrali, durante le mie interpretazioni, ma anche è una regola che io ho applicato sul set, quindi ho fatto. Chiaramente queste attrici sono state scelte attraverso dei casting a Roma, sono attrici che comunque vengono la maggior parte hanno delle esperienze teatrali, la protagonista Marina Occhionero era l'ultimo anno della Silvio D'Amico, quindi, però era la sua prima esperienza cinematografica, quindi la direzione degli attori resta la cosa principale per realizzare un film, un cortometraggio, un audiovisivo dove il protagonista sia un essere umano. Grazie. Sì. Assolutamente, e infatti come anche ci ricordavano proprio nei giorni scorsi, hai citato questo lavoro colare, la direzione degli attori effettivamente è tanta roba, e buon per te se hai proprio questa dimestichezza, sicuramente anche grazie all'esperienza teatrale, ma tanto per citare, tanto per scomodare Danny Boyle nel biopic di Steve Jobs, veniva fatta la domanda a Steve Jobs dicendo: ma tu cosa fai esattamente nello specifico? Fai questo, fai questo? Se fossi un lavoro, se lavorassi in uno spettacolo, se lavorassi in un'orchestra, tu non sai suonare nessuno strumento. E Steve Jobs rispose: io suono l'orchestra. E il lavoro del regista forse è proprio questo? È un po' saper suonare tutti i componenti del set? Avere una visione d'insieme di quello che vai a fare. È particolarissima questa esperienza, perché devi avere una visione d'insieme, ma allo stesso tempo non sei un singolo strumentista, no? Quindi hai necessità in ogni fase della realizzazione di un film, nella preparazione, nella preproduzione, durante le riprese, perché non dimentichiamo che le riprese sono solamente una piccola parte della realizzazione di un film, forse la più breve di tutte. Sì, sì. Hai bisogno di avere una squadra con la quale condividerlo. Abbiamo affrontato il discorso delle tre fasi della preproduzione, la produzione e la post-produzione. Scusami, ogni tanto intervengo perché mi piace che in qualche modo sia il più Sì. lezione possibile per chi ci segue da casa. Assolutamente. Abbiamo già discusso delle tre Sì. fasi della produzione proprio con una dei nostri giurati, con Valentina Paggerin di iDivision, che saluto, so che ci segue sempre. Ma volevo chiederti nello specifico se potevi aggiungere qualcosa in più circa
il ruolo del direttore della fotografia e del camera operator, sempre per i ragazzi che appunto ci seguono da casa, perché l'hai giustamente buttata lì dicendo che l'inquadratura e la scelta delle luci, la composizione è roba loro, ma come funziona il dipartimento fotografico? Ecco. Ma allora, la premessa l'ho fatta prima, io non ho fatto scuola di cinema, per cui potrei dire anche non voglio dire degli strafalcioni. Il direttore della fotografia è assolutamente un caporeparto, no? Perché sui set ci sono i capireparto. E il direttore della fotografia si crea in qualche modo la propria squadra, che è composta da un operatore, è composta dagli elettricisti e quant'altro. Il ruolo del direttore della fotografia dovrebbe essere quello di illuminare la scena, illuminare il set. Molto spesso però il direttore della fotografia, che si interfaccia costantemente con il regista, suggerisce anche il posizionamento della macchina da presa, magari cercando di tecnicamente interpretare il pensiero più artistico del regista. Però io volevo spendere anche una parola su una figura che è altrettanto importante, se non me ne voglia nessuno, più importante ancora del direttore della fotografia su un set, che è quello che in Italia probabilmente a volte ci dimentichiamo, che è quello dello scenografo. Cioè, ho capito anche con le ultime esperienze anche di fiction, che ho appena terminato adesso, una piccola collaborazione, un'ultima fiction girata da mia moglie, che il direttore della fotografia illumina, ma illumina che cosa? Cioè, se da illuminare la tua scena hai una parete bianca, sempre una parete bianca resta. Tu puoi illuminarla bene, puoi mettere la macchina da presa a destra, a sinistra, sotto, dall'alto, con un dolly, ma se non è scenografata, per cui attenzione, ogni caporeparto in un film è di fondamentale importanza. Non pensiamo di girare dei buoni prodotti facendo a meno di persone, perché poi di artigiani qualificati che stanno sul nostro set, perché oggi come oggi l'asticella della qualità cinematografica e dell'audiovisivo si alza sempre di più, per cui non dimentichiamo queste cose se vogliamo ritornare ad avere anche una risonanza internazionale e mondiale del cinema italiano. Assolutamente, no, assolutamente, chi se lo dimentica, anzi noi abbiamo una grandissima scuola, una grandissima esperienza, il Dante Ferretti, lo scenografo di Martin Scorsese, pluripremiato, 3 premi Oscar, chiamato a Cinecittà l'architetto, no, Sì. assolutamente, dice una cosa verissima. Mi permetto di tornare solo sul ruolo della direzione della fotografia, che non a caso un altro premio Oscar, Vittorio Storaro, nostro ospite in passato, diceva sempre che quello che noi chiamiamo direttore della fotografia, lui in realtà preferisce il termine inglese che è cinematographer, proprio perché nella definizione dei direttori della fotografia manca quella componente essenziale che è il movimento che la luce, che il termine cinema proprio indica nella fotografia. Grazie di aver chiarito questa cosa. Abbiamo una domanda da uno degli studenti. Buongiorno, chi abbiamo in linea? Come ti chiami e da dove chiami? Buongiorno, Istituto Alberghiero Alberini. Siete in 2 ma entrambi senza audio, ragazzi. Avete la mascherina in modalità off. Non vi sentiamo, abbiamo qualche problema tecnico e allora stacchiamo. Buongiorno a tutti. Pubblicità. Ecco, ora ti sentiamo. Perfetto. Buongiorno a tutti, siamo Leonardo e Carlotta, frequentiamo l'Istituto Alberini di Treviso e volevo chiedere al signor Ulisse qual è stata la parte più difficile da registrare del film. È sicuramente le scene dei balletti di danza classica, quello sì, con le ragazze, perché le ragazze non sono ballerine, quindi per chi ha visto, non voglio dire, però insomma abbiamo usato
anche delle controfigure, perché lì c'era il dilemma se scegliere delle ballerine che sapessero recitare o delle attrici che sapessero ballare. Le attrici, Marina Occhionero e Paola Cagliari, sono state bugiardissime durante i provini, che le abbiamo prese e mi hanno detto sì, siamo a ballare benissimo, veramente bugiarde, ma hanno fatto bene, perché le attrici, gli attori devono anche mentire in questo mondo, in questo settore, nel cinema, bisogna anche mentire. Hanno finto, Senza hanno fatto il menzogna, loro, hanno fatto il loro. senza menzogna non riesce a realizzarlo un film, menzogne buone, e quindi è stato particolarmente complicato farle stare sulle punte e trovare le controfigure adatte, fare delle riprese, quindi uno shooting che fosse compatibile poi con un montaggio che è stato realizzato molto bene da Giorgio Franchini, montatore anche dei primi film di Sorrentino, Giorgio, in queste scene di danza. Ricordo in un'intervista, era forse all'Ischia Film Festival, che proprio 2 anni raccontavate che comunque avete fatto del training all'interno di danza, Sì. proprio per dare alle attrici questo... Sì, no, abbiamo fatto un training di un mesetto con le attrici e anche con Anna stessa. Questo per far avere a loro un portamento e per cominciare a, come dire, i balletti che si vedono nel film iniziano con loro e terminano con loro, quindi loro dovevano saper portare, dovevano saper ballare per alcuni secondi, quindi stare sulle punte. Poi una vera ballerina effettivamente la vedi anche semplicemente nella postura. Sì, io quando prendo un bicchiere d'acqua, quando si siede, certo. Verissimo, verissimo. E quindi queste sequenze sono state sicuramente le più complicate. Sì. Benissimo. Ragazzi, avete un'altra domanda? Sì, volevo chiedere al signor Ulisse come mai ha scelto questo finale, perché noi che abbiamo visto il film abbiamo notato questa suspense comunque. Allora, ho scelto questo finale e non me l'hanno voluto togliere in tutti i modi questo finale, perché cercavano un finale un po' più, in qualche modo, buonista, diciamo così. È un finale che non è un finale buonista, è l'unico finale che io avevo in mente per questo film, è un finale aperto soprattutto. Cioè io quello che ho voluto fare con questo film era non dare giudizi e spiare Camilla dall'inizio alla fine, in questa sua evoluzione, ripeto, dalla sua passione alla sua ossessione nei confronti di Sara. Ha avuto vari momenti di ripensamento Camilla, anche sul finale era indecisa se fare o interrompere quello che aveva intenzione di fare, però alla fine ha detto, beh, sai che c'è, visto che lei si è comportata così, lasciamo che le cose vadano come devono andare. E ne sono stato contentissimo di aver tenuto questo finale poco, insomma, non buonista, ecco, non mi viene un altro termine, ma sicuramente poi un finale aperto, perché noi non sappiamo che cosa accadrà dal giorno dopo di Camilla. Cioè, Camilla prenderà il posto di Sara, non lo prenderà, scopriranno che è stata lei, non lo scopriranno, boh. È giusto, senza aggiungere altro, perché appunto vi ricordo che ci sono persone che ancora non hanno visto il film, però sì. Giusto. Mi verrebbe da chiedere, ragazzi, qual è stata la vostra diretta esperienza con il finale? Quali sono state appunto le vostre riflessioni? Beh, allora, a me il film è piaciuto molto. Diciamo il finale devo capirlo proprio bene, perché mi ha lasciato così sulla suspense. Infatti spero ci sia un sequel magari vedere come finirà, continuerà. C'è già un sequel di 8 minuti. Ah, okay. Okay. Ti ha alzato una battuta proprio dalla seconda linea, Ulisse, vai, schiaccia. Ti ha alzato una super palla, c'è già un finale, c'è già un sequel effettivamente. Raccontaci di più di questo sequel. Che ti dica, non posso raccontarti del sequel, non ti posso assolutamente raccontare. Dico che è fighissimo il sequel. Sono solo 8 minuti, che tra l'altro è un sequel che io sto utilizzando per scrivere, sto scrivendo con Federico Fava, un giovane sceneggiatore, una miniserie televisiva dal titolo L'Audizione, che ha come mood teaser, quindi come presentazione, questo 5 minuti, perché ti fa vedere appunto, diciamo, la fine dell'età imperfetta e l'inizio della nuova vita o non vita di Camilla. Certo.
Che poi in Quindi realtà è così la vita, no? L'adolescenza, una bellissima infanzia, poi un'adolescenza problematica, poi i problemi sembrano finire quando arrivi in adulto e poi scopri da adulto che era molto sì, meglio essere sì, bambino. ma lo sai esatto, cosa è stato bello scoprire durante tutti questi dibattiti, incontri con gli studenti fatti in questi anni, anche grazie insomma ai festival come i vostri, grazie ad Agi Scuola, Luciana della Fornace, eccetera, che in realtà l'adolescenza è veramente è un periodo della nostra esistenza molto più lungo di quello che noi possiamo pensare. Inizia molto prima e forse finisce anche un po' dopo di quello che forse eravamo abituati a percepire o a sentirci dire. Inizia già dai 12 anni, ma comunque se è ancora adolescenza 17-18 non me ne vogliono, perché sembra che se dice una persona adolescente sembra quasi un'offesa. Invece è un luogo, un periodo della nostra vita stupendo, è quello che noi ci ricorderemo per le cose più belle e forse anche per le cose un po' meno belle, però. Meno Ci belle, resterà. assolutamente, perché no? D'altronde, come hai giustamente detto tu, da passione diventa ossessione e l'adolescenza effettivamente quell'età è un po' così. Tutti i tuoi Sì, interessi diventano anche un po' i problemi, no? E voi ragazzi sì, quanti anni avete? Ricordatemi, scusate? 15. 15. Perfetto, quindi siete nel pieno del vortice, quindi non eh, abbiate fretta di crescere, mi raccomando, vivete al massimo queste esperienze. C'era una terza domanda? No, non abbiamo nient'altro, abbiamo finito, grazie. Evviva! Allora, Ragazzi, grazie. posso parlare con i ragazzi un attimo? Voi siete a scuola in questo momento? Sì. Sì. Sì, quindi siete riusciti a vedere il film a scuola? No, noi no, comunque, cioè non andiamo normalmente a scuola, ma solo per questa occasione siamo riusciti a venire solo noi due. Bravissimi, bravissimi. Quindi il film Ma siete riusciti a vederlo a casa e l'avete visto anche con qualcun altro, perché questa è una cosa interessante. O ve lo siete eh, guardato? no, io no, da sola. Anch'io da solo. Ah, perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Grazie ancora ragazzi di essere stato con noi e mi grazie raccomando, ragazzi. scrivete una bella recensione, non dimenticatevi Certamente. di inviarcela a Scuola @ Vittorio Film Festival, così l'attendiamo, ok? Grazie ancora. Grazie. Grazie ragazzi. È bello, no, sapere, Ulisse, che un proprio lavoro, no, sul quale si è speso magari tanto della vita, tanti, Sì. inteso ovviamente come mesi, come periodo storico, ma anche come ricordi, esperienze, susciti ancora anche oggi, no, a distanza di 3 anni, tantissimi pensieri, tantissimi stimoli, Battito. tantissime emozioni, perché poi quello che io, guarda, non ti nascondo che ho subito legato molto con il personaggio di Camilla, anche perché porta lo stesso nome della mia primogenita, quindi l'ho Ah, che sentita, come bello. dire, C'è con immedesimazione totale. Guarda, un'immedesimazione totale, che tra mi l'altro fa ricordo il tanto, commento, mi ricordo il commento di un attore che era venuto a Roma a vedere il film, che è Giorgio Marchesi, tra l'altro un amico, che uscendo mi ha detto: Ulisse, per fortuna che ho solo figli maschi, mi ha detto. Però ho detto, guarda, Giorgio, però guarda, io pur essendo un maschietto ci ho messo tanto del mio in questo film, quasi tutto al femminile, ci ho messo tanto del mio. Certo, ma sai che ho percepito questa cosa, e capita anche a me spesso come Mm. autore, forse per Eh una, sì, non so, una certa predominanza del lato femminile, che poi si dice essere sempre comunque il lato artistico, quando esatto. scrivo spesso al femminile. Ed è molto bella come Una cosa. cosa che ho percepito, si sentiva un certo tocco personale, ma allo stesso tempo distacco, che è forse anche un po' il conflitto interiore che ha Esatto, la protagonista, bravissimo. no? Nel suo, come dire, lato oscuro. Ecco, ho già Esatto, detto esatto. troppo. Che poi è un lato oscuro, quando tu parlavi prima del genere young adult, no? Come dicono gli inglesi, questo sarebbe proprio, è che in Italia il genere young adult non è molto, diciamo, non è un genere che va molto, però questo è veramente un film che può essere visto dai ragazzi, ma anche dai genitori, e io ho sentito interpretazioni completamente diverse, opposte, perché... Assolutamente sì, assolutamente sì. Posso fare una domanda
a Ulisse. È una domanda che hanno fatto a me qualche giorno fa in un'intervista, no? E la cosa dice: ma cos'è il cinema per ragazzi? E esiste una tipologia di cinema per ragazzi? Ovviamente io ho risposto in un modo, mi piacerebbe che tu ci dicessi cosa ne pensi di questa cosa, relativamente anche agli argomenti che tu hai toccato in un film così pregno di problematiche legate ai ragazzi. Il cinema per ragazzi è il cinema che dovremmo vedere noi adulti. È il cinema che non dobbiamo pensare di realizzare, cioè non dobbiamo pensare di fare un certo tipo di cinema cercando di non dire troppo, di non essere troppo scorretti, perché i ragazzi potrebbero averne delle conseguenze. L'errore che noi facciamo, ma che hanno fatto anche molti insegnanti, non ho paura di dirlo, molti insegnanti in Italia, quando si parlava di questo film, quando la professoressa della Fornace l'ha proposto a tante scuole, era quello di dire è un tantino forte. No, l'errore che noi facciamo è quello, noi genitori e noi insegnanti, è quello di sottovalutare gli alunni, i ragazzi. Non facciamolo mai, perché loro sono molto più consapevoli, sono molto più avanti, sono molto più intelligenti di quello che noi pensiamo che loro siano. Quindi noi adulti dovremmo condividere con loro il cinema che loro guardano. Grazie. È un po' il problema, no? Ogni tanto da genitori scegliamo i libri, scegliamo le illustrazioni, scegliamo, in realtà i bambini, i ragazzi hanno capacità di scelta. Hanno capacità di scelta e ce lo dimostrano, o ce lo dimostrano ma non ce lo fanno vedere quando vanno sul web, perché sono talmente veloci e rapidi che ci sfugge quello che loro cercano e guardano, no? E dovremmo essere bravi noi a cercare di proporre a loro, parlo del cinema, un certo tipo di cinema, cioè un cinema che non li faccia sentire bambini, ma che li faccia sentire più vicini a noi. Ecco che allora anche loro si aprirebbero di più, avrebbero meno problemi a dirci determinate cose, determinate sensazioni. Magari sul web si sentono più liberi, perché spesso navigano velocemente, passando da una pagina all'altra. Quando tu gli dici, ma c'è il film che fa vedere la scuola, ma che film è? Ma è il film dove non è che sono sciocchi, ripeto, sono estremamente più consapevoli di quello che noi pensiamo. Beh, ma in realtà il sistema che stiamo usando in questo periodo, che è quello legato appunto alla didattica a distanza, fa sì che i ragazzi abbiano meno timore di esprimersi nei confronti poi degli adulti e quindi degli insegnanti, piuttosto che... E questa cosa fa riflettere anche nel momento in cui proponi appunto un prodotto cinematografico di qualità e loro lo vedono, e per quello chiedevo prima ai ragazzi, no? Lo abbiamo visto da soli o insieme ad altri? Perché poi... Sì. È vero, un commento comune che è stato fatto su questo film è ma noi, sai che, cioè, pensavamo che fosse il solito, fatto dai ragazzi, pensavamo che fosse il solito film in cui poi le cose si risolvevano in qualche modo. E invece si sono riconosciuti di più, perché qualsiasi cosa noi andiamo a fare come registi, come produttori, come autori, deve avere una caratteristica, secondo me, la credibilità, non la verità. La verità la lasciamo ai telegiornali, probabilmente anche a un altro settore che è quello del documentario, però il cinema di finzione, qualunque tema possa toccare, deve essere, per chi lo guarda, e quindi in questo caso per i ragazzi, credibile, perché se tu vuoi proporre una storia sull'adolescenza dove non sei credibile, anziché farli riflettere, ti fai prendere in giro da loro. Vero, è vero. È un po' il problema, no, della commedia, alle volte un po' Esatto. più di basso livello, e quindi anche perché hanno necessità di pensare a dei temi, di proporsi come temi. Poi se la qualità del film è alta, ovviamente c'è chi ha la passione per questo tipo di mondo, Esatto. probabilmente la scelta è quella di Esatto, iniziare ai quali noi, e dico anche voi con il lavoro che fate, dovremmo cercare di avvicinarli sempre di più. Esatto.
In questo state Grazie. facendo un lavoro egregio e io, insomma, se posso, adesso, nei prossimi anni, eccetera, un aiuto ve lo voglio dare sempre e molto volentieri. Sia io che mia moglie, che tra l'altro è qui, non è qui fisicamente presente, però ho finito l'altro giorno le riprese, quindi qui in giro. Allora cogliamo questa tua proposta perché speriamo di poter incontrarci anche dal vivo. Sì, 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 E qua c'è un ambiente davvero interessante, nel senso che ormai siamo al 10° anno, abbiamo un sì, po' vissuto, sembra poco 10 anni, ma sono tantissimi 10 anni. Poi per i ragazzi è incredibile perché i ragazzini che avevano 10 anni, che 10 anni fa hanno partecipato al festival, ormai sì. sono degli adulti e alcuni sono anche dei professionisti, no? Collaboratori, sì, sì. È questa cosa per cui poi noi Bello. un po' li seguiamo nel tempo. E quindi ci piacerebbe molto, insomma, poter averti e Sì. avere tua moglie che ha Anche Anna, sì, voluto. volentieri, volentieri, Grazie, volentieri. grazie. Magari vi farò vedere anche i prossimi lavori che ho appena finito di realizzare e adesso abbiamo l'anteprima a Certo. questo festival Anche perché proprio noi dei sai, ragazzi. non so se tu hai conosciuto il nostro staff, ma abbiamo uno staff che funziona alla grande, sono No, sempre siete efficientissimi, ma si sente proprio efficientissimi. un entusiasmo e Sì, un'energia positiva che sono sì, meravigliosi proprio. sì, Eh sì. sì, una cosa da Ecco, coltivare, da portare avanti, dai. Io ci sono, grazie ancora per questa opportunità e grazie a complimenti, te. congratulazioni a voi e anche a tutti i film in concorso, lungometraggi, cortometraggi, a tutte Adesso le vedremo sezioni, veramente. appunto, il 12 decideranno Ok. alla fine quale film è piaciuto di più, Va quale bene, ma per me guarda è già stato una grande opportunità essere con voi proprio al decennale, ecco. Grazie. Gra grazie a te, grazie a te. Grazie a te Ulisse, grazie per per questo splendido webinar, per tutte le emozioni che ci hai regalato con il tuo film e ancora a prestissimo. Ok, grazie anche a te e un saluto a tutti. Ciao ragazzi Ciao. e a presto. Ciao. Grazie. E Ciao. voi ragazzi, mi raccomando, se non l'avete già fatto, avete ancora qualche giorno per vedere l'età imperfetta di Ulisse Rendero sulla nostra piattaforma. Mi raccomando, scriveteci i vostri commenti, fateci sapere quali sono le vostre impressioni sul film e tenetevi d'appunto tutto ciò che avete imparato oggi sul film e sul cinema in generale. Ancora, grazie per essere stati con noi in questa ora speciale di didattica a distanza. Vi auguro a tutti una buonissima giornata. Ciao! Ciao a tutti, buona giornata, ciao. Ehi, ciao, tu sei in giro? Guarda, sono appena uscita dal portone, sono proprio sottoterra alla città. Ah, vabbè, tranquilla, dai, io sono ancora qui in studio e ho finito fra 5 minuti, ho finito. Adesso mi voglio solo Che far volevi passare. fare? No, niente, se eri qui ci vedevamo, dai, ti chiamo dopo, tranquilla, non ti preoccupare. Ma guarda che io sono qui, sto andando in centro, ti posso dire una cosa. Sì, allora, Stefano, ora lo devo chiamare, ma però per il resto sono qui. tu fai pure questa cosa con Stefano e io ti richiamo quando esco. Va bene, Ciao. ok? Ciao. Ciao. Hello? Capito, ma mi senti? Capito, ma che devo fare? Pronto? Mi senti? Aurora? Ehi, hello?